azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania. Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV? Ed eccoci ritornati. Buon pomeriggio a tutti. Inizia una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Venerdì 17 ottobre, in attesa di questa domenica dove sicuramente le palpitazioni sono tante. Catania Salernitana, e oggi ne parleremo ovviamente con loro. Vado a dare la buona serata a Piero Borzi e a Ferdinando Toro. Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Benvenuti a tutti. Come state? Tutto bene? Positivi, oggi siamo positivi. È l'importante. Aspetta che non ti sento. Perché non ti sento? Tu ti senti al microfono? No. Dobbiamo cambiare il microfono di Ferdinando. Se qua adesso lo cambiamo, anche perché tra pochissimo abbiamo una telefonata. Quest'oggi vogliamo iniziare immediatamente con una telefonata, visto che appunto siamo pronti. Vediamo? Sì, adesso mi senti? No, mi dovete cambiare il microfono di Ferdinando. Piero, dimmi qualcosina. Cosa ne pensi tu di quella che sarà la partita di domenica? C'è tanta ansia, tanto vedo comunque tutti abbastanza, come dire, col fiato sospeso. Io non sento nemmeno Piero. Tu ti senti in cuffia? Io mi sento. Ti senti? Allora sono io il problema. Vai, continua, dicevi? È un evento perché tutta la città si sta mobilitando per questa partita, più di 20.000 persone. Ok, dicevi? Più di 20.000 persone, saremo tutti presenti allo stadio, quindi sarà una partita dove non deciderà le sorti del campionato, però Ok. alla fine dirà tanto per il campionato. Sì, questa è una Ok. partita importante. Ci siamo direi tutti. che Abbiamo la abbiamo qualcuno di importante al telefono, Sì. mi dicono dalla regia. Ok, rispondiamo? Pronto? Sì, pronto, eccomi, Pronto? eccomi. Direttore, buonasera. Direttore, Ciao, buonasera. ciao, Io buonasera a sono voi. Piero. Direttore, cosa c'è da dire? È un'emozione parlare con lei, avere un campione del mondo. È un direttore che ha fatto la storia a Catania con la magica promozione Ora, in Serie B. la storia è una parola grossa. No, Abbiamo vissuto 2 anni e mezzo molto belli, con la giusta competitività, poi alla fine siamo riusciti a tornare in Serie B, che era l'obiettivo minimo che si erano prefissati in società, e quindi ci è voluto un anno in più. Potevamo andarci l'anno prima, poi invece le cose non sono andate come volevamo, ma l'anno dopo non ce la siamo lasciata sfuggire quell'opportunità. Direttore, tu sei un'icona del calcio nazionale, inutile parlare qua, Pulici, Graziani, Mondiale 82, finale con la Roma in Coppa dei Campioni, quel famoso rigore dove Grobelar magari ti ha fatto impazzire, però... No, a me proprio non mi ha fatto niente, ho solo sbagliato io, tutto qui, niente di che. No, ma voglio dire, sei ho quell'immagine indelebile nella mia mente. Direttore, io volevo andare sulla partita di domenica, Catania Salernitana, un big match del Sud. Tu come la vedi e cosa vedi quest'anno il Catania, cosa potrà fare in questo campionato, se potrà dire la sua? Ma dico delle ovvietà, perché? Perché intanto domenica non sembrerebbe neanche una partita di Serie C, ma una partita di Serie A, primo, perché Catania risponde sempre molto positivamente quando le cose vanno bene, devo dire anche quando le cose vanno male, a volte c'è un po' così di nervosismo, un po' di contestazione, ma sempre nel rispetto delle regole. Però è chiaro che domenica è una grande occasione per il Catania, perché nella posizione in cui attualmente si trova, che è terzo in classifica, dovesse vincere va a un punto dalla vetta e sarebbe un risultato fantastico. Ma credo che al di là di quello che può essere il risultato di domenica, il Catania sarà sicuramente protagonista nell'alta classifica. Poi noi ci auguriamo che rimanga spesso nelle posizioni di testa, ma sai, in quel campionato possono ancora succedere tante cose nel bene e nel male, però
se il buongiorno si vede dal mattino, io ho l'impressione che, indipendentemente, ripeto, da quello che potrebbe essere il risultato di domenica, perché affronti la prima in classifica, comunque la stagione del Catania dovrebbe vederla protagonista. La strada sembra quella giusta, abbiamo Esatto. un mister che bene o male conosce la Lega Pro e quindi potremmo fare tanto. Io, guarda, direttore, mister, non so come chiamarti perché per Ma me chiamami come ti pare, non ti preoccupare. mi metti in imbarazzo perché tu lo sai, a Catania ti leggono tanti aneddoti. Uno dei tanti aneddoti mi raccontava l'amico Sebbi quando ha voluto dare la maglia di Del Piero e te l'ha rifiutata e ti ha detto io sono Catania. No, a parte quello, ma io ho vissuto 2 anni e mezzo a Catania e sono stato veramente bene. Primo perché la città mi ha sempre testimoniato tanta stima, tanto affetto. Poi abbiamo avuto anche dei momenti difficili il primo anno, perché ci si aspettava già di fare il grande salto quell'anno lì, non ci siamo riusciti, però anche a livello ambientale cioè la città è bellissima. Catania poi con tutte quelle appendici su verso l'Etna, il mare, la costa, Rimane nel cuore. il cibo, il clima, e poi come dire, la passione. disponibilità della gente ad essere sempre positiva dal momento che ti alzi fino a quando non vai a dormire. Io ho trovato delle eccellenze straordinarie in quella parte di Sicilia. Devo dire che la Sicilia è tutta bella, però io credo che la parte di Catania, protetta anche da un clima migliore rispetto ad altre realtà, sono stati 2 anni e mezzo bellissimi. Direttore, io passo la parola qua al mio collega, ti saluto, in bocca al lupo per il tuo cammino professionale, visto che tu su Radio Sportiva, Domenica Sportiva, sei sempre top. Grazie direttore. Ti ringrazio, grazie. Io vorrei chiamarti semplicemente Ciccio perché è quello che a volte sento dagli altri, no? Chiamarti Ciccio Graziani come spesso fanno gli altri. Dico, alla fine innanzitutto volevo ringraziarti perché per la partecipazione, secondariamente volevo dirti che quella volta, anche se per te magari la consideri una promozione normale perché era quello che voleva la società, sappi che tu come uomo in panchina sei rimasto un po' nel cuore di tutti noi, perché per noi le promozioni sono sempre state difficili e chi è riuscito a farle comunque è entrato nel tessuto connettivo della città e come persona tu ci sei entrato sicuramente a gamba tesa. No, ma io ricordi molto belli, e devo dire che anche Maurizio Pellegrino è stato molto bravo nel lavoro che abbiamo fatto insieme come team. Avevamo un gruppo di ragazzi straordinari, insomma è andato tutto bene. E questa è una cosa che l'abbiamo notata anche noi, perché noi da tanto tempo mancavamo dalla Serie B e quella volta siamo riusciti a salire in Serie B grazie al duetto appunto composto da te e da Pellegrino. E io un'altra cosa ti volevo chiedere, Ciccio. Sì. Tu hai sempre detto che comunque nel calcio di oggi gente come te farebbe un sacco di gol, no? Hai sempre detto questo. No, ho detto che nel calcio moderno per un attaccante è tutto molto più semplice rispetto ai miei tempi, perché intanto con la doppia ammonizione rischi di andare fuori subito anche dopo un quarto d'ora o 20 minuti, perché ai miei tempi era molto, molto più maschio il gioco, c'erano molto più contatti, molti più falli. Io dicevo sempre che dentro l'area tutte le domeniche mi fidanzavo, perché esatto, abbracci e baci. Adesso se tu abbracci uno dentro l'area e ti vedono, c'è pericolo del calcio di rigore. Ai nostri tempi non era proprio così. Infatti, e poi esatto. Anche le marcature, una volta avevi un uomo sempre attaccato al sedere, anche se andavi al bagno, e quindi diventava più difficile le giocate. Adesso basta mettersi con i 4 dietro tra le linee, diventa un po' più facile per un attaccante andare a concludere, però sono pensieri personali. Poi certo, no, ma infatti Ciccio, quello che volevo chiederti
poi alla fine la domanda era nel calcio di oggi, no? Conta più, maggior ragione in Serie C, noi perché parliamo di Serie C, conta di più il fisico o l'essere più tecnici? Perché noi praticamente abbiamo questo problema, no? Noi tutti ci lamentiamo un pochettino di poca espressione di gioco, no? Cioè, dico, cosa conta di più in Serie C? Tu che comunque l'hai vissuto e comunque il calcio ne hai visto di più di noi. Ma la Serie C conta la grinta, conta la determinazione, conta l'entusiasmo, contano le capacità tecniche, perché poi è chiaro, più cioè la Serie A, la Serie B, la Serie C, è chiaro che in C c'è meno qualità tecnica rispetto agli altri campionati, però per vincere in Serie C deve avere tutte le componenti, la componente fisica, una squadra fisica, una squadra tecnica, una squadra che sia consapevole delle proprie potenzialità, della bravura di alcuni calciatori, perché poi se vuoi vincere in C non è facile vincere in C, perché ci sono tante squadre che più o meno viaggiano sullo stesso livello, poi qualcuna spende di più, qualcuna spende di meno e poi dipende anche lì dagli obiettivi che una società e una squadra si prefiggono da inizio stagione. Però servono un po' tutte e due le cose, rapportate naturalmente a quel campionato, perché se oggi, faccio un esempio, il Catania dovesse giocare con una squadra di B, farebbe molta più fatica a mantenere il risultato, perché la B ha una qualità leggermente più alta, poi la Serie A non ne parliamo, quindi però in Serie C il Catania ha una fortuna insieme a tante altre squadre che hanno un supporto di pubblico che davvero diventa il 12° uomo in campo alla fine, perché l'entusiasmo che ti regala il Cibali, soprattutto quando è pieno, quando c'è tutto quell'entusiasmo, quella passione, quei colori, è più facile che tu possa fare un buon risultato, ecco. Diciamo che allora ci vuole la miscela giusta, no? Il pubblico ce l'abbiamo, ci vuole un po' di tecnica in più. Anche un allenatore che conosce bene la categoria, che sa gestire bene la squadra, perché anche quello poi conta di fatto. Saper gestire una squadra, perché il Catania ha fatto una squadra per essere competitiva, per poter arrivare ad obiettivi importanti. Poi se ci riesci o meno, sai, questo la Serie C è un terno all'otto, Ciccio, lo sappiamo. Però se le cose stanno andando bene così, cerchiamo di proseguire sotto questo aspetto. Ciccio, tu credi che poi alla fine sembra un discorso a tre, Catania, Salernitana, Benevento? Che ti devo dire? Io al naso penserei, in questo momento penserei di sì, perché poi dopo ci possono essere anche squadre che ti possono dare nel tempo un po' di preoccupazione, perché per esempio il Crotone è un'altra squadra che era partita con l'idea di essere un po' come il Catania, protagonista nell'alta classifica. C'è la Casertana, che è anche un'altra squadra che ha voglia di rimanere in quelle il Cosenza, ma è lo stesso Casarano che è subito dietro. Anche questi vogliono un pezzo di storia da raccontare, no? Effettivamente sì, però noi siamo stati costruiti per fare un campionato di vertice e speriamo che con la spinta del pubblico e di tutto quello che c'è riusciamo ad andare a fine campionato in Serie B. Tanto vedi, le squadre importanti possono essere queste. Ora, Crotone, Cosenza, Casertana, queste sono le squadre. L'unica secondo me sorpresa in questo inizio di stagione è il Casarano, per esempio. Sì. Non credo che siano partiti con l'idea di poter andare a vincere il campionato, di essere competitivi per quello, però stanno facendo bene anche loro, quindi comunque vanno tenute sotto osservazione. Io penso che le prime 6-7 della classifica sono quelle che in questo momento possono pensare di cominciare a organizzarsi per essere competitivi per qualsiasi obiettivo. Ora per il Casarano non dico la vittoria del campionato, ma insomma magari nei playoff può essere una squadra che ti rompe le scatole.
Beh, io penso, Ciccio, che queste squadre a gennaio tireranno le somme e poi magari Esatto, penseranno a qualcos'altro. Poi si apre il mercato. Ovvio. Ci sono squadre che teoricamente potrebbero anche andarsi a rinforzare col mercato. La Salernitana potrebbe essere una di quelle, il Crotone potrebbe essere una di quelle, non so il Benevento, però ora tra un po' si riapre anche il mercato della Serie C e qualcuno potrebbe correre ai ripari oppure magari trovare l'occasione per potersi addirittura rinforzare, migliorarsi. Mister, io mi auguro, Ciccio, di rivederti negli spalti del Cibali, del Massimino, per festeggiare la promozione durante l'incontro dove possiamo andare in Serie B. Va bene, se la società mi invita, vengo volentieri. Ma No, ti invitiamo i tifosi, non ce n'è problemi. Ma Grella c'è sempre, no? Sì. E allora, già un anno fa mi aveva chiamato, mi ha detto: se ti fa piacere una volta sei il nostro ospite, vieni a vedere una partita. Poi non ci sono mai stati i presupposti, ma se dovesse risuccedere, ci sono i presupposti, vengo volentieri. Perché... Faremo in modo che questo succeda, Ciccio. Va bene, d'accordo. Mister, ti ringrazio, è stato un onore la tua partecipazione e in bocca al lupo per tutto. Un saluto a Serbi e soprattutto mi raccomando, forza Catania sempre. Grazie direttore, Grazie, Ciccio. Ciao Ciccio, grazie. Ciao. Ragazzi, E allora? davvero bellissima questa telefonata, la commentiamo dopo perché ovviamente abbiamo un po' sforato con i tempi pubblicitari, quindi ci rifermiamo e torniamo tra pochissimo. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro... Ritornati dalla pausa pubblicitaria, noi siamo pronti soprattutto per commentare la telefonata con Ciccio Graziani. Contenti e felici, raga, di questa telefonata? Sì, molto contento, anche perché Ciccio, che alla fine è stato appunto un pezzo importante di quell'anno dove abbiamo conquistato la vittoria, diciamo che oggi anche con il suo in bocca al lupo ci ha un po' convinti che alla fine quest'anno potrebbe essere la volta buona, no? O perlomeno lo auguriamo. Io l'ho pizzicato sul suo trascorso calcistico, dove gli ho detto del famoso rigore contro la Roma, però ci poteva stare pure. Comunque, ovviamente, questa settimana andiamo ad affrontare questa squadra che, non lo so, tu come la vedi, Ferdinando? Ma Piero, io onestamente ti ricordo che già la volta scorsa avevo detto che il Catania doveva vincere con il Giuliano e poi dare continuità, perché solo con la continuità puoi comunque affermarti nelle prime posizioni di classifica, perché malauguratamente dovesse andare male con la Salernitana, poi dobbiamo affrontare il Benevento, noi abbiamo sempre squadre con il fiato sul collo, ci potremmo ritrovare in una posizione di classifica dove non voglio immaginare nemmeno il tifoso catanese come vedrà la posizione in classifica, perché veramente noi lo sappiamo benissimo che siamo i primi ad emozionarci e a vantarci di una vittoria e subito cadere in depressione dopo una sconfitta. Io appunto, come ti dicevo, non è una partita fondamentale per la vittoria del campionato, ma è una vittoria fondamentale soprattutto per il morale e soprattutto per accorciare quei punti verso la vetta, e questa è la cosa importante. Non dobbiamo mollare questo trend positivo per nessun motivo al mondo. Oggi per esempio ascoltavo, diciamo, che anche i calciatori della Salernitana, Feralis in un'intervista diceva che verranno a Catania senza timore riverenziale, perché se la giocheranno, perché dice loro sono abituati al grande pubblico. Lui lo scorso anno ha vinto con il Pescara nei famosi playoff, e ancora ricordiamo sti playoff. Ma io credo che mister Raffaele, non so se verrà in un modo molto spregiudicato con il tridente Ferrari inglese, anche se circola voce che lui verrà con inglese, che sarà ovviamente fischiato da 5.000 fischietti, tutto lo stadio ci sarà inglese contro,
E poi credo che giocherà con un centrocampo a 3 per poi ripartire a 5 e mettersi in difesa pure a 5. Piero, io guarda, dico che al di là tattico. del discorso tattico, questa è una partita, già lo dicevo in passato, che alla fine ha un po' il sapore di un derby, no? Perché è una situazione dove noi ci troviamo per certi versi fra giocatori, fra dirigenti, fra persone che comunque avevano baciato la maglia del Catania. Cioè, non so se ho un po' il sapore di un derby, a maggior ragione stiamo parlando del vertice della classifica. Dunque secondo me lasciamo stare il tatticismo, lasciamo stare, può essere importante, questo sicuro, questo è senza ombra di dubbio, però secondo me contano di più le motivazioni, quelle sono quelle che ti danno la possibilità poi tu di mettere la partita in binari positivi, no? Perché se hai l'atteggiamento giusto, la partita, se tutti giocano al massimo, la partita la porti favorevole a te. E ti dico un'altra cosa, si vanno a scontrare due squadre dove noi siamo la difesa meno battuta del campionato, loro è una difesa molto ballerina, ma tu pensi che se Cicirelli non dovesse recuperare, giusto, vedi più un D'Ausilio con Lunetta che è in forma strepitosa, con Forte, possiamo fare male una difesa, perché loro poi alla fine Golemic, Coppolaro, Matino o Anastasio soffrono, anche se loro giustamente a centrocampo la loro fonte è Capomaggio, ma io credo che andrà Bocus in the Box di Tacchio, con un Gueini che gioca per come sta giocando, avrà di fronte Tascone. Io credo che noi, sul piano tattico siamo messi, secondo me, meglio della Salernitana. Piero, ti ripeto, stiamo parlando di due squadre comunque costruite per vincere il campionato, o perlomeno per dire la propria in questo campionato. Perciò ti ripeto, non vado a giudicare i giocatori uno per uno sulle qualità tecniche o tattiche, perché per me sono di pari livello. Secondo me, ti ripeto, conteranno di più le motivazioni, la grinta che metteranno su ogni pallone. Secondo me è questa quella che farà la differenza. Poi lo sappiamo, vuol dire, quello che dici tu sicuramente, cercando di bloccare, diciamo, il fulcro del centrocampo, quello penso che sia una cosa che deve essere fatta. Come ti posso dire, è normale, è una cosa normale, ma secondo me conteranno di più le motivazioni, e le motivazioni sono tante. Guarda, io su questo delle motivazioni do la parola a Meri, perché Meri ultimamente, che si è vista le partite del Catania, ha visto dal Sorrento in poi, dal Cerignola una squadra, poi dopo hai visto un'altra squadra. Secondo te che motivazioni ha il Catania? Ma sicuramente il Catania ha la motivazione innanzitutto, in primis, quella anche loro di farsi vedere, perché vuoi o non vuoi un giocatore, adesso parliamoci chiaro, tu che giochi è comunque la cosa di sentire quello che è il tuo pubblico, di quello che sono i tuoi tifosi, per te è importante, e quindi ascolti, riascolti, non sei soddisfatto di quello che comunque stai dando, se sei dentro il campo lo fai perché vuoi vincere, quindi in primis sicuramente c'è anche per loro la voglia di non rimanere più in C, anche perché quest'anno ha tutte le possibilità di salire in B, e questa cosa, a prescindere da tutti i commenti, ce l'abbiamo, perché la squadra è compatta, la squadra è volenterosa, la squadra ha quella forza di poterlo fare quest'anno, secondo me. Quindi in primis sicuramente c'è quello. E poi non lo so, forse durante le partite in cui siamo stati un attimino, abbiamo perso, siamo stati forse anche un po' presi così. Sì, è vero, continuiamo noi sempre a puntare il dito contro, diciamo il nome esatto, è un po' come dire quando tu dici quando devi scaricarla su qualcuno, no? Però sicuramente per continuare a confermarlo qualcosa di buono la sta anche facendo. I numeri parlano per lui, sempre alla Croce Rossa, no? Esatto. Però dico, vabbè, al di là di questo, però i numeri parlano per lui. Esatto. Dicevo poco fa il discorso del catanese, questo è il catanese classico, è così. È il tifoso passionale, non più catanese. Ma non è questo livello, noi la vogliamo tutti. Noi viviamo 24 ore di calcio. Accollare, come si suol dire, no? In questo caso il capo espiatorio è Toscano. Mi è capitato spesse volte che appunto magari dopo un periodo buio si vinceva una partita e poi tutti quanti, no, ora recuperiamo tutti, cioè non bisogna cadere in depressione quando si perde una partita. Come quando vuoi
arrivate qua il venerdì Infatti prepartita? oggi Che sono siete in arrivato in depressione. forma inevitabile, la depressione è inevitabile dopo la sconfitta. Oggi in No, forma abbiamo sbagliata. vinto l'ultima volta. No, dico dopo una sconfitta è sempre la depressione è sempre. Però abbiamo portato 2 pareggi esterni tra Trapani e Cerignola. L'unica defianza è stata a Cosenza, che magari. Ma raga, allora dobbiamo anche Comunque, prendere in al di considerazione là di che tutto, ci sta no, questo. dico io. Cioè, non è che le puoi vincere tutte. Dico, Ci cambiamo sta. argomento, tanto magari non lo so, se c'è qualcuno che ha scritto, io non lo so, diamo sì, anche voce a chi ci ascolta perché è giusto. Allora, il Catania non deve fare la partita, deve giocare in che senso? Di rimessa può annientare la Salernitana, dice. In ripartenza. Ma non credo, lo sai, perché se tu. Questo è Peppe Anzalone che lo Però scrive. ti dico una cosa, Peppe, ciao, intanto una buona serata, Peppe. Ma se aspetti la Salernitana non è che poi sei in casa, quindi secondo me devi fare la partita tua. Le ripartenze non so se lui si chiuderà, Raffaele non te li fa fare, quindi secondo me ti devi proporre tu, perché hai un Lunetta, ripeto a dire, in forma smagliante, poi se non gioca Cicirelli hai un D'Ausilio pronto a rientrare e diciamo dovrebbe recuperare pure Aloi, c'è pure Caturano, che poi le partite cambiano, dal 60° diventa un'altra partita nella partita, quindi l'ultima volta, ragazzi, ci siamo sparati di tutto quindi nel recupero. non lo so, magari lo sai, ci sarà il debutto di Caturano e lo bagniamo con il gol. Questa qui è stata, l'ho sentita pure io, che c'è la possibilità che lui questa settimana potrebbe giocare, potrebbe essere dell'incontro. Secondo me giocherà con Forte e Lunetta. Forte, Lunetta e D'Ausilio, non lo so, ho uno sto sentimento. Io ho sentito anche questa cosa di Caturano, comunque, che c'è l'opportunità che lui non lo so, comunque al di là di campo. tutto non ha importanza chi entra in campo, ma è importante quello che si fa in campo. Poi con Peppe Anzalone ne parleremo la settimana prossima, perché c'è l'incontro carne di cinghiale, panini con la mortadella. Sembra comunque, mangiare, parte dovrai tutto, imparare, però. Dico, confermiamo l'appuntato che comunque ci ascolta Peppe Anzalone. Peppe Anzalone la prossima settimana mi fa piacere averti ospite qui sotto il cielo rosso azzurro a parlare appunto di quello che sarà la gara tra Catania e Benevento. Anche perché abbiamo, vedete, delle partite una dopo l'altra abbastanza importanti. Poi si va a Caserta, sono tutte concentrate, esatto, sono tutte quante concentrate. Vogliamo dare un pochino, parliamo della 10ª giornata, che ne dite? Vai. Sì. Sì. Le diamo ora oppure prima ci fermiamo in pausa? Andiamo in pausa? Andiamo in pausa così poi le comunque commentiamo Peppe insieme. Anzalone ha confermato che sarà dai nostri. Sì, ma Peppe Anzalone non mi è piaciuto il pronostico che ha dato, ve lo dico già. Torniamo dopo, È ragazzi. un amico, dai. Ma lui è scaramantico. Allora va bene così. Poi oggi è venerdì 17. Ma è bellissimo il venerdì 17, raga, porta bene. Torniamo tra poco, rimanete con noi sotto il cielo rosso azzurro. E noi siamo ritornati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti, ultima parte della nostra puntata sotto il cielo rosso azzurro. Smettete tutte e due di fare conversazione? Stavo leggendo un commenti, ce ne sono tanti. Perché qua lo sai No, cosa stavo c'è? leggendo un pronostico. Tante Un persone. pronostico o un pensiero? No, un pronostico. Oh, ok, pronostico. E io leggevo un pensiero, Ok. perché con questa cosa dei pronostici, no? Ormai c'è una leggenda metropolitana a Catania di ste magliettine. Ragazzi, le magliettine, quando poi ci saranno quelle con il logo Bella Radio, poi saranno sotteggiate. Comunque, tornando, Però Fabrizio l'ha vinta e domenica può fare il video allo stadio che ha la magliettina. Comunque, tornando al discorso calcistico, comunque Peppe Anzalone, poi spiegandosi meglio, ha detto che il Catania non deve fare la partita, insomma dovrebbe essere attendista e magari giocare di ripartenza, no? Peppe, io non sono d'accordo, io secondo me sono del pensiero che Catania la Salernitana la deve prendere alta, la deve schiacciare nella sua metà campo e magari sfruttare appunto quel momento di euforia per portare magari la gara in binari positivi, poi magari, che ne so, se riusciamo magari a fare il gol poi magari da lì un pochettino ti sistemi un pochettino dietro, abbassi un po' il baricentro, giochi di ripartenza, perché poi è normale che la Salernitana, se va sotto, è normale che poi vuole riconquistare la partita, anche pensando solo a un pareggio, no? Magari le squadre si allungano e poi lì magari ti giochi la carta Caturano, Lunetta, giochi tutto in profondità
verticalizzi. Allora, qui lui risponde e chiudi perché la partita. voi ovviamente avete il tempo di fare i vostri discorsi e loro si devono limitare in delle risposte molto brevi. Lui comunque dice: la Palermitana dalla tre quarti è forte dietro balla, di ripartenza il Catania può farle male. Questo è quello che è il suo pensiero. E scusami se mi permetto, tu prima hai detto che ha vinto la maglietta Fabrizio. Guarda che Sandra ha tutte le ragioni del mondo per essere arrabbiata, sappilo, e condivido quello che è il suo pensiero, perché dovevi dire anche il suo nome. Attende lei da tanto Grazie tempo. Mary, grazie Mary che mi hai messo queste etichette L'ha a Catania. scritto lei, è vero che l'aveva vinta. Piero, tu domenica Va bene, allo stadio ok. porta le magliettine per tutti, gli dai chi le ha vinte. Sandra, sono io che te la faccio dare. È un'altra cosa. No, vedi che devi dare anche io una volevo magliettina a rispondere. Davide. Davide è un grande amico e il problema Fino ai magliettini! il discorso che dicevi delle ripartenze, noi dobbiamo però sfruttare gli esterni, perché noi abbiamo un Casasola e un Donnarumma che a pieni regimi possono fare male, perché loro sia sulla sinistra che sulla destra sì, hai Ubani, però hai Donnarumma che lo contrasta. Dall'altro lato hai un Anastasio, io credo che non giocherà, ma giocherà Madino, dove Casasola può fare male. Oggi, come oggi, noi con Lunetta che attacca la profondità dalla destra e a piede inverso ti entra dentro Alia e tanta roba. Quindi Ma quello sicuramente l'abbiamo detto. non posso io Lunetta è il aspettare giocatore la secondo me serenità, più capito? Perché sennò poi finisci che i cuscini allo stadio. Ci addormentiamo. Anche se l'altra volta parlavamo anche con mister Rosario De Cento, che diceva che secondo me sarà una partita, lui ha detto secondo me sarà una partita a scacchi, io la vedo una partita molto molto tattica. Io penso che alla fine, io la penso sia allo stesso modo, magari penso sarà una brutta partita da vedere, mi auguro che appunto le condizioni meteorologiche danno la possibilità di vedere questa partita, perché per come si è detto ci sarà un temporale, mi auguro di no. Domenica? Dico, facciamo in modo che comunque sta partita mi auguro che sarà spettacolare. Poi se non lo è, pazienza. Ma guarda Ferdinando, io ci annoiamo, anche se ci annoiamo l'importante è che la vinciamo. Io dai. su questo voglio essere un po' controcorrente, perché io non la vedo una partita noiosa, anche perché tutti diciamo giustamente, però se il Catania ti riesce a bloccare le linee di passaggio tra Capomaggio e Di Tacchio e con Di Tacchio, è vero, le linee di passaggio si dovrebbero bloccare sempre, cioè di però tu conseguenza. hai anche l'opzione che puoi giocare anche con Corbali, che lo puoi sfruttare anche come mezzala, quindi noi abbiamo secondo me più alternative rispetto alla Serenitana, anche se credo che lui alla fine dietro l'inglese metterà Schick più di Ferraris, secondo me. Questo lo penso anch'io. Secondo me. Poi ripeto a dire, loro hanno anche Quarini, si possono mettere a tre a centrocampo, hanno l'alternativa Varone, però sono contati numericamente rispetto a noi, anche se noi purtroppo abbiamo l'ultima defiance di Raimo. Mi dispiace perché i ragazzi stavano dando tanto. Ne abbiamo notizie più concrete per quanto riguarda Raimo. Si parla di 3 settimane di stop, però diciamo il ragazzo era in balla perché si è fatto trovare sempre pronto quando il mister lo ha... È dall'anno scorso che Raimo si fa trovare pronto. Però credo che più di Raimo, secondo me, io guardate, sono convinto che la partita la spaccherà Lunetta come l'ha spaccata e sarà la partita di D'Ausilio. Ho sto sesto senso, non lo so. Raga, D'Ausilio, me lo auguro, Piero, perché l'altra volta qual era il tuo pronostico? 2-0. A gol di Cicerelli e si è fatto male Caturano e non ha toccato palla. No, ho detto, ti prego, vedo la partita, per poi... favore. però poi l'altro è stato beccato, quindi dai. Poi magari che fa la doppietta di Gennaro, ben venga. L'importante è che si arriva, come dice, alla meta, ok? Vorrei dire che appunto è venerdì 17 perché Scaramanti Quello a noi ci interessa. vuole fare i suoi gesti scaramantici, non ci sono problemi. Lui aveva dato il gol, si è fatto male, cioè si è fatto sempre notare. Ma già dare anche Però il non è stato gol. detto che io alla fine ho dato il risultato esatto. Tu non l'hai voluto dare. No, Tu non lo volevi dare, ho insistito io e tu hai detto diciamo che sono d'accordo. Ma poi il risultato che ho dato qual era? 2-0. No. No, aveva detto che era d'accordo, poi forse Con me, è uscito su con il 3-1, non mi ricordo una cosa del Ho genere. detto io 3-0 e l'ho beccato. Io ho detto 2-0. Va bene, chi l'ha detto ha detto. Siamo alla parte finale dove adesso andremo con i pronostici, anzi invitiamo anche i nostri ascoltatori su TikTok a scrivere Forse quelli che abbiamo sono i un'altra pronostici. telefonata, se non mi sbaglio. Se ce l'abbiamo la prendiamo, aspettiamo segnale. Andiamo a dare un po' le partite di questa 10ª giornata, ok raga? Che ne dite? Iniziamo da domani. Domani si parte con Casarano Foggia,
Crotone Monopoli, Sorrento Cosenza, Latina Giuliano. Poi domenica invece Casertana Siracusa, Atalanta Trapani, Benevento Potenza, Catania Salernitana, Cerignola Cavese, Altamura Picerno. E qua mi scatta come sempre la solita domanda: quale partita da guardare? A parte il Catania che insomma... Allora io domani vedrei il Giuliano, perché so che c'è stato un cambio in panchina. Si parlava di Capuano. E loro si guardano, perché in radio e sente questi momenti di silenzio si guardano come due innamorati. Il vulcanico Capuano che è un allenatore, diciamo, molto ma molto caratteristico per la Lega Pro, capito? Lui si considera il Van Gaal dei poveri. Il vero. Lui diceva che Van Gaal ascoltava da lui. Però comunque ti dico una cosa, io ho sentito ex calciatori che hanno lavorato con Capuano e mi dicevano che è molto preparato nella teoria, nel preparare le partite, ma nella pratica poi... Zero festa. Niente. Ma secondo voi il Siracusa cosa farà? Perderà anche questa volta? l'ennesima sconfitta, dai. Anche se... Ma non ce l'ho con gli amici di Siracusa, attenzione. Però Diamogliela una ha detto che il vittoria. Casarano gioca col Foggia? Il Casarano, aspetta che te lo dico ed subito. attenzionare la partita Casarano-Foggia domani. Sì, domani Casarano-Foggia alle 2:30. Questa secondo me... Anche la Casertana è una partita da attenzionare. Anche se il Benevento dove va? E il Benevento, aspettate un attimo Potenza. che ve lo trovo Va a Potenza, è un campo Sì, molto Potenza. difficile, perché il campo del Potenza è ristretto e il Benevento ultimamente in questi campi ha avuto difficoltà, vedi Picerno, quindi per gli amici di Benevento non è che la vedo proprio... e giocherà proprio in concomitanza con il Catania. Come si dice, a Veconera. La vedi nera? La vedo nera. La vedo nera. Nera. E vabbè raga, vedremo. Comunque il calcio comunque secondo me è sempre un'incognita. Quello non è una scienza esatta. Esatto, cioè purtroppo. si possono esprimere quelli che sono i propri pensieri, però poi la maggior parte delle volte tutto va, come dire, è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario Esatto. di come lo immagino. Però lo sai, tutti i media, gli occhi sono puntati su Catania, quindi speriamo di portare anche quella coreografia che credo i nostri tifosi non faranno mancare, perché i nostri tifosi sono proprio Io credo da elogiare sia in casa, fuori casa. Io credo che domenica allo ti dico stadio una Massimino cosa, veramente bisogna non fare strada di là. Ti dico una cosa, io do onore e merito a tutti gli ultras che vivono questo stile di vita e lo vivono in una maniera talmente passionale, con i sacrifici, e do sempre merito, perché i tifosi del Catania siamo stati... Dov'è che gioca il Benevento? mi dicevano a Potenza? Potenza, sì. No, forse gioca in casa. Forse Benevento Potenza, giocano a Benevento. A Benevento, E allora sì. non la vedo più bene, nera, un po' più bianca, dai. Mi correggo, scusate. No, Ok. vabbè, No, no. vabbè, comunque perché no? Alla fine... Raga, Sai che, voglio dire, se il Benevento non dovesse fare risultato... È una cosa positiva per noi, perché poi la prossima settimana arrivano. Ma guarda, quello che può trarre più di tutti è il Benevento, perché abbiamo lo scontro diretto. Però ripeto a dire, il nostro amico Peppe Anzalone con tutti i gesti scaramantici, ma cammina con i corni no, rossi, guarda, Peppe. ti dico una Penso cosa, per Mary, ti te. racconto un aneddoto. Lo scorso anno, il 6 di gennaio, Ok. il Benevento era una capolista assoluta e era indirizzata a vincere il campionato. Gioca col Catania e vince la partita col Catania. L'amico Peppe Anzalone fa un post nel social, io commento dove gli dico: guarda, per quest'anno non sali, ci rivediamo l'anno prossimo. Da quel momento in poi il Benevento È caduto? è caduto. Vai, accendiamo Quindi- i cerini, ragazzi. A loro richiamano gli stregoni, no? Perché il loro logo è la strega, e qua c'è lo stregone di Catania, quindi è una lotta impari o pari. Esatto, domenica la Curva Sud si sta attrezzando con 5.000 fischietti, povero inglese. Questo lo scrive Mario. Ma lo sai, ti dico una cosa, Inglese è un giocatore molto, come il cognome che porta, inglese, molto freddo, quindi non so fino a che punto emotivamente lo possono colpire. Allora, io adesso voglio i vostri pronostici, così poi vado a leggere quello che pensano anche i tifosi che sono Allora, collegati questa con volta noi. veramente mi avvalgo della facoltà di non pronosticare. Non pronostici, No, ma non ti faccio uscire stasera se no.
anche un senso non ce lo fai capire. Guarda, io ti dico una cosa, io voglio morire da eroe e darò sempre i miei pronostici, quindi Una banda senza airbag. e io secondo me, ti dico la verità, io vedo un 2-0 pulito, Lunetta di Tacchio. Allora, guarda, questo 2-0 è stato ripetuto molte volte anche nel Mi rullo. suggeriscono dalla regia che dietro sono chi fa i gesti scaramanti. È giusto È anche. giusto, ma io devo morire come nasco, devo morire, quindi inutile Allora, che dire una cosa esce che sordo, me lo dice esce sordo in Peppe, inglese. perdonami, io vorrei dire a Peppe Bonafede, non fare più pronostici, la magliettina te la regaliamo No, lo Peppe stesso. li Anche mette se non tutti. vinci, Peppe Peppe, li ha messi tutti comunque. cioè, ma lui è come quando gioca le schedine, se li gioca. Sì, lui ha messo 1-0, Si gioca 2-1, 3-1, 3-2. Ne vale solo uno, Peppe, o ne dai uno o se no il niente. primo è quello che vale. Allora, guarda. Cioè lui anche quando Però lo vince sai, la Mary, magliettina fa il lo sai, sistemino, Mary, capito? questa settimana vorrei cambiare. Ora Lo vi sai? leggo, ragazzi, ora vi leggo per i vostri pronostici. Vorrei cambiare, invece di dire la classica magliettina che ormai siamo in inverno, lo sai, la Stai mezza aperta? manica non fa. No, il sesso e limone al chiusietto. Allo Quindi tirchio. potrei anche andare bene. A fine partita ti rinfreschi, no? Certo, Offerto giusto. da stile Bella Offerto Vita. da Bella Radio TV. Ecco, certo. Da Mary Milano. Allora, ma Mary Milani glielo offre lei, no? A distanza. Venite in radio, raga, vi do anche il caffè. Allora, andiamo un po' con i pronostici del pubblico. C'è Catanè che scrive 3-1, secondo me finisce. Vabbè, Giuseppe li ha dati tutti, realmente ha iniziato col 2-0, poi è andato al 3-0 e adesso 1-0. Comunque ha detto, a Beppe ce la regaliamo la maglietta. Poi abbiamo Non dire Filifili. queste cose perché poi mi picchiano un valore, io ne subisco. Ah, ok. Filifili che invece dà il 3-2, Melo 2-0 e doppietta di Caturano, scrive secondo Melo, quindi torna a giocare, secondo lui c'è il 2-0. Se becca il marcatore anche Guarda, ci tocca regalare là anche ti dà la anche la felpa. sciarpa. io alla fine di tutto dico, speriamo che sia una partita dove lo spettacolo. Aspetta, Peppe Anzalone ha dato anche i marcatori, te lo dico io, 2-1, Casasola, Ferraris e Lunetta. Ok, su Mi questo, sta bene, Peppe? Su Lunetta siamo d'accordo. Io ho detto di Tacchio, lo sai perché? Perché è l'ex, no, della partita, quindi Ok. ha quelle motivazioni magari in più. E chi lo sa, un tiro da fuori aria, lo vedo a Di Tacchio esultare sotto la curva nord e Lunetta sotto la curva sud. E Roberto ci dà il 2-0 pure, Lunetta e autorete di inglese. Questa è bella. Lui ci dà anche quello. Comunque l'importante è Forte che Lunetta, comunque Lunetta ci sta sempre. Ci sarà il gol dell'ex Domenica a Casasola. Segna, vedrete. Questo lo pensa Mario. Guarda, io ti dico una cosa, io spero invece di vedere uno spettacolo sia per la gente che è allo stadio e per chi seguirà da casa questa partita. È in un orario consono, siamo tutti quanti allo stadio, chi se la vedrà a casa come qualcuno che paventa di andare allo stadio e poi non ci va. E consono no, Piero, perché alla fine è in un orario dove c'è la domenica alle Ma già i 3:30 biglietti ancora sono si è- sold out, eh? si è con i piedi sotto il tavolo, come si dice. Io penso che domenica allo Stadio Massimino ci sarà il pienone, è vero, c'è sempre il tifoso è sempre, però possiamo vedere le previsioni del tempo, se magari sono cambiate, così. Vuoi sapere le previsioni meteorologiche? Sì. Te le controllo qui live. Aspetta un attimo che c'è un'applicazione che si chiama meteo.it nel telefono che è bellissima, quindi la Te li guardiamo becca? immediatamente. Te li becca? No, io di solito faccio Meteo Catania, me le guardo tutte e faccio una specie di resoconto di quello che è stato detto da un po' da tutte le previsioni. Certo, Comunque, perché il Allora, tempo è diciamo che importante. Allora- domenica porta pioggia quasi Impermeabili a motore, tutti. in quasi tutti. Tutti con l'impermeabile, mi raccomando. Però ti dico una cosa, guarda, nella stagione 88-89, vado a memoria. Vabbè, comunque di pomeriggio piove, no? Le 2 non dovrebbe essere. Guarda Mary, nella stagione 88-89, vado a memoria, sotto un tempo terribile, noi abbiamo vinto 5-0 con una grande doppietta di Giancarlo Marini, un giocatore di talento che avevamo noi a Catania ex Lazio. E quindi chi lo sa se non è di buon auspicio il campo pesante. Non è la prima volta che noi vinciamo sotto la pioggia. Come Partita cantava il bagnata, Bonfildì. partita No, comunque fortunata. al di là di questo ci sono state anche partite che abbiamo perso sotto la pioggia. Ma no! ci ricordiamo, ci la ricordiamo quelle belle. positività, ti prego! No, però ti voglio dire che appunto noi sotto la pioggia abbiamo sempre fatto Belle prestazioni. belle prestazioni. Comunque Piero, tu
dai le tue previsioni anche meteorologiche, così magari non so, le nuvole. Da tifosi a meteorologi in un secondo. Spero di non bagnarmi. Non vorrei che magari le nuvole, dopo le tue previsioni, le nuvole si spostano tutte al massimino. A proposito, Peppe ha fatto già il biglietto, verrà qui a Catania quando ci sarà la partita contro il Benevento, arriverà sabato pomeriggio per Catania-Benevento, quindi è ufficialmente invitato lunedì. E non lo so se poi lui riparte. Ha detto che viene in trasmissione. Viene in trasmissione. No, io avevo capito che Peppe, dovevi scendere il venerdì. Se tu rimani un giorno in più, noi siamo lieti di ospitarti qua in radio. Faremo e una commentare puntata insieme extra. la partita. E facciamo una puntata dove parleremo. Fare una partita con un nemico in casa in quel momento è bello. Che poi è nemico, perché con i beneventani siamo pure fratelli. Anche se io nel calcio fratelli non ne ho, sono figlio unico. Vabbè, raga, io nei 90 minuti non ho nemmeno parenti. Io guarda, nei 90 minuti non mi conosco neanche io stesso, quindi mi crescono i capelli, fatti qua. Ecco. Mi trasporto. La telefonata ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Peppe arriva sabato e riparte domenica. Niente, Sabato, Peppe, se vuoi ti possiamo invitare a mangiare un po' di panini con la mortadella, perché è l'usanza nostra. Caputtaro mali, perciò dici no. L'anno scorso hanno portato malissimo. Nell'occorrenza ti facciamo conoscere anche Mary. Ma no, panino con la mortadella, ha portato male l'anno scorso. Cambiamo salume, mettici salame, fai un'altra cosa. La tradizione era quella. Allora io direi di iniziare il digiuno, quello là intermittente. Si mangia dopo la partita? Sì. Perché prima potrebbe fare bene. Vabbè. C'è una mia amica che mangia a forza di yogurt. Al limone. Al limone. Il pomeriggio. Con i Chelos Conflex, grazie. Quindi. Dobbiamo mettere allora siamo in chiusura, appunto, abbiamo letto i messaggi. Dobbiamo avere un'altra telefonata, forse. Non sta arrivando, non so se qualcuno di voi vuole andare, io prendo la telecamera. Forse è andata dalla regia. Informatevi su questa cosa, nel frattempo io ricordo a chiunque vuole che abbiamo un problema tecnico col telefono. Ok, quindi l'interlocutore non prende il telefono. È in una zona dove non prende. Va bene ragazzi, allora andiamo con i salutini perché siamo arrivati al termine. Noi ovviamente torneremo lunedì per fare un po' scusa un momento. Dimmi. Mio padre mi chiede che per Panzalone sabato ti porta mio padre a mangiare il sanguinaccio. Sebastiano D'Oro, con tutte le cose buone che abbiamo, proprio sanguinaccio, contro la puppetta. Carne di cavallo, lui ha la cinghiale, noi a puppetta di cavallo, questo intendevo. Ma io non ho capito perché mi ha mandato il messaggio a me. Perché evidentemente sta ascoltando in radio e non si poteva collegare su TikTok, possibilmente. Noi ti portiamo a mangiare le cose tipiche catanesi. Ecco. Carne di cavallo, polpette di cavallo. Bravo. E Melo ha ragione, prima di lasciarci la parola d'ordine, Forza Catania! Sempre Forza Catania. Let's go Liotro, che la scorsa volta ha portato fortuna. E facciamolo sempre, va Carusi, tutti in coro. Let's go Liotro. Tutti in coro! Let's go Liotro, tutti in coro. Sì, Mary, però non tu con questa carica andiamo ai saluti. Con questa carica. Allora, Ferdinando, tu senti il lutto pre-partita. Noi invece qui carichiamoci, dobbiamo caricare. Guarda, perché tu devi entrare con lo stadio. Io ho avuto tanti attestati che mi dicono: Mary, spigliala allo stadio, ma sta cosa, perché dici che hai proprio una vivacità, un qualcosa. Lo so, ma tu ti immagini, no? Noi lanciamo il nuovo urlo, let's go Liotro, allo stadio e tutti in coro, let's go Liotro, bello. Che poi ci sarà una sorpresa prossimamente, Mary farà un brano anche sul Catania. Non svelare troppe cose tu. No. Piero si lascia andare. Allora, salutiamo. Meglio se salutiamo tutti gli amici che erano in ascolto, tutti quelli che ci hanno scritto, che ci hanno commentato, ragazzi, che hanno dato i loro pronostici. Noi vi diamo appuntamento a lunedì. Speriamo di poter commentare una partita positiva per il Catania. Però voglio dire solo una cosa, scusami. Peppe è stato un signore, con l'ultimo commento che ha scritto, onore anche a Peppe per quello che fa. Ma lui lo fa sempre. Forza Benevento, Forza Catania, ha messo i cuoricini del Benevento. Ma lui lo fa sempre, ma noi lo facciamo anche. E noi lo vogliamo bene, però domenica prossima, no questa domenica, l'altra domenica sarà un mio nemico. Allora, no, perché Peppe è qui in ascolto, lo possiamo dire tranquillamente, è veramente una persona squisita, perché è una persona che sa parlare, è uno tranquillo, ma a parte essere molto intenditore di calcio, lui al di là del tifo comunque è molto schietto, è uno che comunque
è sportivo veramente. Al massimo. No, ma sì, Guarda, ho voluto volevo sottolineare chiudere questa con un cosa. saluto speciale all'amico Sebastiano, noi tutti lo chiamiamo il presidente, per averci portato oggi un mondiale come Ciccio Graziani. Sempre grazie presidente, lo chiamiamo presidente Sempre. affettuosamente. Coccoloso. Perché Gli abbiamo dato questo appellativo. Sì, questo appellativo. Sì. Ognuno ha ciò che si merita, quindi evidentemente non Però merita. aspetta Mary, io sono Tirchio, però è presidente è con portafoglio, però in questo caso è senza portafoglio, non facciamo passare questo. Lui è Però fu presidente, bello, lui è perché l'ha ammesso, ma lui è io solo presidente. dico. No, mi dici sempre una cosa. Scusami, lui è presidente dobbiamo portare onorario. Mary a cena fuori, perché così ce lo vamo su Dobbiamo esci i soldi. Comunque presidenti onorari non mettono mai il portafoglio. però è presidente a tutti gli effetti in tutto. Sempre grazie all'amico Comunque, Sebbi per va tutto. bene. Va bene ragazzi, Andiamo a dai, chiudere, dai. abbiamo un po' giocato, che direi anche ci sta, Ci perché sta, capisco che Per la tensione, per la Possiamo tensione. drammatizzare un po'. No, poi io la tensione quasi taglia col coltello, questa cosa la voglio dire. E domenica dico, lo No, posso... io la domenica non ci sarei mai vicino a lo posso voi, ve dire lo giuro. uno Mi scoop, metterei con gli Lo estranei. posso fare uno scoop? Sì. Ci sarà Mary Milani in un angolino nascosta che non si farà vedere, allora, vi tipo giuro- buffetta, e si vedrà la partita. Ve lo giuro realmente, con voi non starei mai, perché è come se tu avete presente quando c'era il gioco, scusate, mi è partita anche la pubblicità, tanto ormai abbiamo sforato. Avete presente voi i giochi quando c'è la luna nera e cade tutto il nero? Siete così. No, io non so. Comunque ragazzi, scusate è un una attimo, cosa- io volevo fare invece una parentesi che è importante, perché Vai. il Catania questa settimana gioca 2 partite importanti. Sì, questo è Una vero. è l'asta di Torre E l'altra è Grifo quella e l'altra è la con partita Veneto. con la Con la Salernitana. Salernitana. Dico, c'è poco da scherzare, perché comunque voglio dire, la situazione, sappiamo benissimo che adesso ci sono 2 competitor, non è più il Catania a gareggiare da solo in quest'asta, poi vedremo come andrà a finire. Il 23 sapremo il tutto. Però Poi il giorno 23 si saprà, ma comunque Piero, ripeto, non si saprà il giorno 23, perché Il 30. fino al 30, perché poi nella seconda fase anche chi si aggiudica l'asta c'è uno spazio temporale dove una terza persona, un terzo imprenditore si può inserire con un rilancio del 10%, dunque ancora non è detto nulla. Dico che è una partita che si sta giocando, si gioca nelle sale di tribunale, questo lo sappiamo, perché è un'asta pubblica, voglio dire, anche se per certi versi anche proibitiva, no? Un pochettino per quelle che sono le tasche di ognuno di noi. Queste sono operazioni che fanno i grandi imprenditori, noi piccoli imprenditori, come ho sentito in alcuni posti, non sono piccoli imprenditori chi fa questi tipi di operazioni, sono grandi imprenditori. Dico, questa è una cosa che poi ne parleremo più avanti. Torre del Grifo nasce come Casa del Catania, però è sempre un immobile, e dove ci sono immobili e imprenditori è normale che ci sono delle aste aperte. Magari il Catania potrei imputare una cosa sola, che poteva pensarci un pochettino prima, perché ovviamente fa gola un village come quello. Comunque, in bocca al lupo a chi se lo aggiudicherà, e speriamo sempre forza Catania. Ciao a tutti. Buonasera a tutti e forza Catania. Appuntamento con Sotto il cielo rosso-azzurro a lunedì 19:20. Grazie sempre per esserci stati, vi auguriamo un buon weekend, mi raccomando, domenica urliamo tutti insieme forza Catania. Ciao!